sarebbe ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura orrore a Palagonia nel Catanese, dove una 44enne è stata segregata e abusata per un mese dopo aver risposto a un finto annuncio di lavoro come badante. In manetto un 60enne, la donna si è salvata grazie a un messaggio d'aiuto inviato dal telefono dimenticato dall'uomo. È imputabile Martina Patti, la 26enne, condannata in primo grado a 30 anni per l'omicidio della figlia Elena del Pozzo. Secondo i periti della Corte d'Appello di Catania, la donna era cosciente e lucida al momento del delitto e in grado di partecipare coscientemente al processo, escluso ogni vizio di mente. Una lite in famiglia ha portato alla scoperta di un arsenale in casa di un uomo con precedenti penali. La polizia ha trovato 3 pistole clandestine e centinaia di munizioni tra l'auto, l'abitazione e un casolare a Palma di Montechiaro nell'Agrigentino. Il sospettato è stato arrestato e portato in carcere. Rapina violenta sul lungomare di Giardini Naxos ai danni di un 24enne aggredito e derubato da un gruppo di giovani. Arrestato un 20enne già noto alle forze dell'ordine, ora ai domiciliari. La vittima era stata colpita con calci e pugni e privata di telefono, orologio, portafogli e 2 dosi di cocaina. E in chiusura il meteo, domani sarà una giornata decisamente nuvolosa con probabili piogge a tappeto su tutta l'isola. Allerta gialla su Trapani e Agrigento. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.